adesso ascoltami, c'è un silenzio che nasconde ambiguità, che non litighiamo più, mi sembra un secolo, solo indifferenza è quello che si dà, si sta asciugando il mare, sei una donna che ha rubato la tua immagine, ma non sa più accarezzarmi come te, è un sorriso disegnato per difenderti dalle notti che non hanno libertà, l'amore che non c'è, perché la vuoi nascondere, tanto fingere fa male solo a te, ma davvero mi credevi così stupido, forse stupido è l'amore che ho per te, l'amore che non c'è, perché non ti fa piangere e la voglia pazza di scappare via, il grigio delle nuvole, se tu non te ne vai, è l'unico colore su di noi. Il tuo sguardo un po' imbronciato, come mai? Compromessi con il cuore non ne fai. Tu mi vuoi sempre vicino, come il sole del mattino, non riesci a immaginarti senza me. Io promesse, giuro, non ne ho fatte mai. Sono stato sempre chiaro e tu lo sai, ma il silenzio del tuo cuore non fa rima con l'amore, hai bisogno di restare qui con me, insieme a lei, quello che ho fatto lo sa Dio, ma come faccio a regalarti il posto suo, sarebbe come il paradiso senza gli angeli, e poi in amore non si può giocare in tre, insieme a lei ne ho
Buonasera e benvenuti in Casa Peiretti. Ciao Alessia. Buonasera Enrico, buonasera casa. Iniziamo la settimana con un medley di Gigi D'Alessio. Raga, Oh già, è un artista che faccio troppo poco e che mi piace troppo tanto. troppo tantissimo. Troppo tantissimo. 348 80 40 254 il numero per tutti i vostri messaggi, fotografie, richieste, saluti al Peiretti, saluti alla Juanita. Ma adesso venga qui. Vengo. Ormai lo sai già dove devi posizionarti, qua nell'angolino. perché parliamo di ciò che succederà nel secondo tempo del nostro super mega giochino, il giochino di Casa Peiretti, dove potete vincere una spilletta, lo zainetto di Rete 7 così tanto bello, capiente, uno va in giro d'estate, no? Con lo zainetto, certo. Il buono ristorante. Per andare in giro con lo zainetto avete bisogno di far benzina, e quindi un buono ristorante. E cosa volete metterci dentro lo zainetto? Un bel formaggio, quindi il nostro sponsor, quindi una bella toma Nello zaino. e questo per pranzo. Quindi a pranzo si sta leggeri, si va in giro, si va a fare il picnic con lo zainetto, no? E poi alla sera si finisce a Torino in un bellissimo ristorante, perché abbiamo anche il buono ristorante. Quindi ragazzi, vi ho organizzato il weekend, è così facile, basta comporre il 378 40 80 506, provare a indovinare una canzone con 5 secondi per avere 2 chance, con 15 secondi per averne soltanto una, e qualora foste bravi a indovinare la canzone avete la possibilità di scegliere appunto queste 8 buste. 5 ci sono dei premi e 3 la faccina rossa tanto temuta. Sono già arrivati tantissimi messaggi, bravi, che soddisfazione che mi date. Andiamo avanti con la musica, giocheremo nel secondo tempo, mi raccomando non chiamate prima. Hai mai sofferto, anzi un'altra domanda, sei mai uscita con un uomo sonnambulo? No? Amici no, a casa, sonnambulo no. c'è qualcuno tra di voi o voi sonnambuli? Io voglio capire il sonnambulo cosa fa di notte. Va Perché in giro sui tetti? sui tetti? Sì. Io tempo fa avevo una morosetta con la figlia sonnambula, e quando a volte succedeva che io dormivo tranquillo, aprivo gli occhi e lei era lì così e mi fissava, un'angoscia incredibile. E non la svegliare. Sì, ma non è che non la sveglio. E lì mi guarda così, fissa. No, vai tranquillo. Poi quindi sonnambulo. No, questa esperienza non l'ho mai provata. Perché introduce il prossimo brano di qualche anno fa dal titolo proprio Sonnambulismo. Sulle mani a casa tutti. Go! Voglio vedere le vostre mani al cielo. Buonanotte a tutti voi, non vi disturberò. I giornali consumati sparsi sul comò. Nei vostri sogni complicati siete immersi già. Tra poco il suono della sveglia vi sorprenderà. Le lenzuola accolgono già tutti tranne me. Che rumore insolito i miei passi sul pavé. Le strade che si allargano, c'è un gatto sulla via. Lui cerca amore e cibo, io coltivo una mania. Sonnambulismo è una parola che mi meraviglierà, ma quante cose questa notte strana mi rivelerà. Sonnambulismo è il desiderio di sfuggire ad un cliché, sereno, allegro, malinconico, cammino senza te. Guardo sorridendo le vetrine e le retanti e percorro zigzagando le corsialità. Mi metto a indovinare il sole dove sorgerà. C'è tanto tempo per pensare, quanta libertà. Sonnambulismo per sfuggire alla cattiva compagnia. Equilibrismo tra le strade sempre piene di follia. Sonnambulismo è una finestra che non si illuminerà. Sonnambulismo è un telefono che non risponderà. 1, 2, 3. Chi se la ricorda questa canzone a casa? Fatecelo sapere.
Devo dire che anche l'arrangiamento è molto bello, Sì, anche l'arrangiamento è molto bello, in quanto è stato fatto chissà da chi. Com'è che funziona una volta? Sì. Una volta per... Sì, una roba del genere. sì, dai, però ho lavorato tanto, ma ho bello, lavorato bello, dai. bene. Bravo, Oh, bravo Peiretti. bene. No, ogni tanto che mi dici bravo mi fa favore, mi fa piacere. Vabbè. Congratulations. 348 80 40 254 per i vostri messaggi. A proposito del giochino, vi chiedo una cortesia perché tanti hanno vinto. Ho provato a contattarli per spiegare anche come funzionava il ritiro dei premi, non mi hanno risposto. Ok che viviamo in un mondo particolare dove se ricevi una telefonata 9 volte su 10 è qualcuno che ti vuole rifilare qualcosa o ti vuol far cambiare il contratto o ti vuole... Ragazzi, ma tu cambia metodo, mandi un messaggio prima. Sì, però sta diventando una cosa insopportabile il telefono. Lo so. Ogni volta che rispondo ci sono chiamate da tutto il mondo, no, perché noi conosciamo il suo contratto, la sua fornitura di elettricità, ma non è vero, non conosco, mi raccomando amici a casa, non vi fate fregare dal cellulare. Però se vedete un numero che finisce con 020 e soprattutto avete vinto o il giorno prima o la settimana prima, rispondete, perché il povero Peiretti che non sta cercando di rifilarvi niente, ma di dirvi come ritirare il vostro premio. Andiamo su un brano di Adriano Celentano. Voilà. Anche questo di un po' di anni fa. Sì e no, sì e no, perché non ti decidi mai, un po' ci sei, poi non ci sei, a volte poi non sei come vorrei, un'altra volta sì e no. Sì e no, sì e no, perché non ci capiamo mai, sì e no, un po' ti dai, poi non ti dai, a volte sai, mi chiedo come fai, perché sei una discesa che va in salita, perché sei innamorata, incavolata, guarnita, e con te io quando vinco perdo la partita, perché sei, tanto si sa cosa sei, cosa sei, perché con me, perché con me non dormi mai, ma un po' mi vuoi, mi sembra che la lite tu la vuoi, no, 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 no.
Che bella canzone di Adriano! Bella, Bella, dai, insomma, bella. era anche una sorta di colonna sonora di qualche film Sì. di tanto ma tanto tempo fa. E in questa puntata viaggiamo davvero nel tempo, come si dice, e il prossimo brano è dei collage, i tuoi collage, perché Miei. i ragazzi, e ce ne sono ancora, qualcuno c'è ancora, hanno hanno ancora il coraggio di dirsi ti amo. I ragazzi che si amano, Juanita per voi. Ragazza che non ridi mai, ma che cos'hai? Perché da sola sempre te ne stai. Le unghie tu ti mangi e poi scommetto che con un ragazzo non sei stata mai. Tutti i ragazzi che si amano, in tutti i posti si baciano, con gli occhi grossi sorridono un po'. Tutti i ragazzi che si amano, tutte le notti si incontrano, là dove i sogni non muoiono mai. I ragazzi che si amano, i ragazzi che si amano. Ma niente via, vai dove vuoi e troverai il tipo giusto che nei sogni tuoi. E fuori di scuola c'è ancora chi vola, jeans e un sorriso, tutti i ragazzi vanno in paradiso. Tocca a voi insieme! Tutti i ragazzi si amano, in tutti i posti si baciano, con gli occhi dolci sorridono un po'. Tutti i ragazzi si amano, tutte le notti si sfiorano, là dove i sogni non muoiono mai. I ragazzi che si amano, i ragazzi che si amano, i ragazzi che si amano. Che serata! Che poi con la bella stagione Posso dirti una cosa? Che serata, io sono a posto così. Vabbè, no, Siamo no. così. No. Vabbè, Ho notato è una cosa per gli intenditori. Sono a che posto tutte così. le panchine ora sono Sì. proprio diciamo occupate da questi ragazzini che flirtano. In che Ma anche qua a Luserna stasera. In che mondo vivi? No, sai che No, ti volevo dice? sapere in che mondo vivi, No, perché no. io sono stato a Torino sabato sera. No, io voglio c'è- vivere qua. Abbiamo visto un parco Sì. e c'erano tante panchine, ma Sì. di ragazzi non ne ho visti nessuno. No, ma io che parlo si amavano. delle nostre Tutt'altro, parti, per ahimè. fortuna. Ah, dalle nostre ancora parti, ci sì, sono i perché- ragazzini che si baciano e si amano, meno male. Certo, però non è proprio la realtà. Non ovunque. dappertutto, No, via. no, direi Però- proprio di no. Dai, un brano scritto da me. Siete pronti? Dai che la sapete. No, non è così. Non è giusto così. Non volevo così. Sei ancora qui. Juanita, un po' ci sei, un po' non ci sei. Solo quando vuoi
fai Juanita. Io resto come un fesso ad aspettare, mentre vedo 1000 soli tramontare, ma tanto tu non puoi cambiare. Juanita, Juanita, Juanita. Se resto ancora a dormire da sole, un'onda che forte sbatte sul molo, prendo coraggio e ti voglio parlare. Juanita, Juanita, Juanita. Se queste parole mi fanno del male, l'ho scritte perché ti voglio dire senza offesa, ma devo andare. Juanita, Juanita, Juanita. No, non è così, non è giusto così, non volevo così, sei ancora qui. Juanita, un po' ci sei, un po' non ci sei, solo quando vuoi, ma così tu fai. Juanita, un po' ci sei, un po' non ci sei, solo quando vuoi, ma così tu fai. Juanita. Quanto vorrei da domani Juanita, tu protagonista della mia vita, ma sono 9 anni che ti aspetto. Da sempre prendi quello che do, ma cosa mi resta se non ti ho, come acqua che scorre nelle mie dita. Un giorno forse potremmo scherzare, adesso il pensiero mi fa tanto male, forse domani mi comprerò un cane e la chiamerò Juanita. Oh già. E la chiamerò Juanita, Juanita. Juanita, un po' ci sei, un po' non ci sei, solo quando vuoi, ma così tu fai. Juanita, un po' ci sei, un po' non ci sei, solo quando vuoi, ma così tu fai. Juanita. Non voglio più tirare il freno. Ogni giorno che passa è un giorno in meno. Ma ho finito i petali della margherita. Ma che cazzo, Juanita? Poi Enrico in regia non dirmi che non sono puntuale. Ho detto primo tempo lo finiamo alle 20:30, sono le 20:30 precise, pubblicità e poi torniamo subito in onda con il super gioco di casa Peiretti. Oh yeah. 2 minuti, non di più. Restate. Devo dirvi che stavo controllando le canzoni del giochino e questa sera sono stato davvero gentile con voi. Quindi grafica in onda, Enrico, subito grafica in onda, 378 4080 506 per giocare insieme a noi. Abbiamo subito la prima telefonata. Pronto, chi sei e da dove? Pronto, sono Alessia da Savigliano. Ciao Alessio da Savigliano, benvenuto in casa Peiretti. Grazie. Come stai Alessio? Io sto bene, te? Io sto benissimo, caro. Ti sta piacendo la puntata? Abbiamo fatto tutti brani allegri? Ti piace? Sì, molto bello il tuo brano. Grazie. Allora, sai già come funziona il nostro giochino? Puoi decidere se indovinarla con 5 o con 15 secondi. Alessio, dimmi tu. Con 15. Con 15 secondi. Vediamo cosa succede. Questi sono i tuoi 15 secondi. Forza Alessio, noi tifiamo per te. Ta-na-na, ta-na-na. Alessio! Allora, mia mamma mi dice che si intitola Mi vendo.
Tua mamma ha ragione, un applauso Brava! alla mamma! Brava la mamma! Era una canzone un po' datata e quindi Alessio ha detto mi faccio aiutare. Una volta È c'era i giusto. quiz con la telefonata a casa, lui invece ce l'ha lì, quindi... Lui è a casa, quindi. Bravo Alessio, e quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, una sola chance per te, vai! Boh, io dico la 6. Tu dici la 6 per il nostro piccolo fans di Savigliano che si porta a casa, Bene, che si che porta a cosa? casa! La spinetta! No, lo zainetto! Lo zainetto! Lo zainetto di Sette. Bravo Alessio! Bravo! Bravo! Mandami un messaggino al 348 40 254 col nome e cognome e poi ti chiamo io. Grazie carissimo! Grazie. Ciao! Ciao! Saluti Ciao. alla mamma! Ha già messo giù, era contento di aver vinto. Poi lo quindi... zainetto per un bimbo è perfetto. direi proprio di sì. Pronto, chi sei e da dove chiami? Ciao, sono Giada da Torino. Ciao, Ciao. Giada da Torino, benvenuta in casa Piretti. Allora, proviamo a indovinare. Grazie. Proviamo a indovinare con 5 o con 15 secondi. 15 va bene. Con 15. Giada, questi sono i tuoi 15 secondi. Vai. Vai. Devi abbassare il volume della TV, Giada, grazie. Basso. Mannaggia, che con il viva voce non si sente bene. Ma sai perché noi facciamo? Perché devi ascoltarla bene tu, non mettere viva voce, devi arrivarci tu al brano. Secondo te, certo. quale brano è? Prova. Niente, questa mi sa che non ce l'abbiamo. E allora ti invito a riprovare domani. Grazie Giada, ciao! Ciao! Grazie a te, Ciao. E vi consiglio a casa di non mettere via voce, cioè mettete proprio il telefono ben vicino in modo che possiate sentire bene la canzone, perché questa non era così difficile e tornerà in rotazione nelle prossime puntate. Pronto, chi sei e da dove? Ciao, sono Giuseppe da Santena. Ciao Giuseppe da Santena, sai come funziona il nostro super giochino? Ci provo, devo ascoltare la canzone, giusto? Giusto, devi solo dirmi se preferisci avere a tua disposizione 5 o 15 secondi. 15 per favore. 15, allora ti chiedo di abbassare a 0 il volume della TV, non usare il viva voce, appoggia il telefono all'orecchio e giochiamo io e te. Sei pronto? Questi sono Grazie. i tuoi 15 secondi, vai. Vado. Ecco, è che poi 15 secondi volano, eh? Hai un'idea? Guarda, onestamente no. Peccato. Sai quanti a casa sono lì che dicono è quella, ma... Va bene, d'altra parte, grazie per aver giocato con noi. Grazie a voi, ciao. Ciao, e salutami tutta Ciao, Santena. Insomma, bello Santena, sei già stata a Santena? Sì. Io vado a mangiare gli asparagi a Santena, Sì. buonissimi, poi fai quella pipì che ha un profumo che è una meraviglia. Beh, sono contenta, ricordiamo come funziona. Perché è normale. Pronto, chi sei da dove? Pronto? Pronto, eccoci. Sì, Eccoci. ciao, Ciao, come ti chiami? sono Paolo da Pianezza, ciao. Ciao. Paolo o Giampaolo? Paolo. Paolo. Paolo da Pianezza. Proviamo con 5 o con 15? Paolo? Paolo, mi senti? Paolo. Paolo 1, Paolo 2 e Paolo 3. Sarà andata giù la linea. Richiamaci. Sarà andata giù la linea, cosa è successo non lo so. Io continuo a non sentire Paolo. Regia, tu senti Paolo? Io non lo sento. Allora, piccolo problemino tecnico, cercheremo di risolverlo in brevissimo tempo e continueremo a giocare dopo la pubblicità.
Eccoci, tornati in onda. Mi dispiace per Paolo perché è come se fosse caduta la linea. Paolo, riprovaci. Sì, ti prego. E noi proviamo nel frattempo a rispondere a un'altra telefonata. Vediamo cosa succede. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao, sono Davide da Luserna. Vedi, Ciao, Davide da funziona. Luserna c'è. Paolo da dov'era? Savigliano? Da No, non ricordo. No, non era Savigliano. Ciao Davide da Luserna. Allora, Ciao ragazzi. ciao, la vogliamo indovinare con 5 o con 15? Ma proviamo con 5, dai. Con 5? Allora, con 5 si può fare questa, ma concentrati, Dai. Mi raccomando. Sei pronto, Davide? Dai, sono pronto. Questi sono i tuoi 5 secondi. Hai voluto 5? Davide, da Luserna. Non lo so, mi sembra per colpa di chi? Per colpa di chi? Zucchero! Bravo! Bravo Davide da Luserna. Pensa che la chat con la regia mi ha scritto Funky Gallo, invece è per colpa di chi. Ha ragione Davide. E quindi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Vai. Vediamo un po'. Facciamo il 7. Il La 7. Vediamo se nella 7 c'è qualcosa. Allora, Suspense. vediamo un po'. No! C'è la come no? faccina rossa! C'è la faccina rossa, Oh, no! Davide! Mi dispiace. Sarà per la prossima. Ti invito a riprovare domani. Non ho un'altra possibilità. Ah sì, scusa, Ha ragione. Grazie, Ah. grazie. Con Grazie, hai indovinato con 5, hai 2 possibilità, per fortuna. Vedi che i nostri teleascoltatori sono attenti. Sono attenti perché non sono abituato che uno indovini con 5. E quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 8. E allora proviamo con la 8. Proviamo Ok. con la 8. Tutti numeri grandi. Sì. Tutti numeri grandi. Allora Davide, vediamo un po'. No, non ci credo. Cosa non ci credi? Cosa no, non ci che credi? un'altra faccina rossa veramente Cosa no. non ci credi? Io vedo rosso lì. No, veramente. Io vedo rosso. No. Vedo rosso, ma perché hai la pompa di benzina? Hai vinto un buono carburante del valore di 10 euro. Bene. Molto bene, Molto. grazie. E complimenti per la conduzione anche di Casa Peretti stasera. Grazie, grazie Davide. Ciao. Grazie a voi. Ciao. Buona serata. Ciao, Ciao. saluto Ciao, tutti. ciao, ciao. 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 c'era un Ciao anche il bimbetto. bimbo, ciao. Comunque sia, è vero, 5 secondi. Hanno indovinato forse la prima volta che poi arrivano Sì, perché sovente danno i 15. Proviamo a rispondere. Sì. Pronto, chi sei da dove? Sono di nuovo Paolo da Pianetta, Oh, ce la Meno posso male, fare. meno male. Fermo Paolo, lì. nel frattempo ti hanno portato via il buono da 10 euro. Però, Guarda, io onestamente punto alla spilla per dirtela tutta, però tu punti alla spilla, c'è ancora, eh? Però adesso dimmi, 5 o 15 secondi? 5. 5 secondi. Questi sono i tuoi 5 secondi. Vai Paolo. Voglio vivere dei nomadi. Io voglio vivere, la prendiamo Bravo! buona. Bravo Paolo, bravo Bravo! Paolo. Nomadi, io voglio vai. vivere. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, Tre. 4, 5. 3. Tre. La E busta qua? numero 3. Oh, sarei Che contento. tra l'altro è il mio numero fortunato, quindi Per la regia, scrivetemelo, ha indovinato con 5, ha 2 possibilità. Non è che posso ricordarmi tutto. Ma no, vabbè. Però ha indovinato con 5. Sì, e quindi ha 2 possibilità. E allora usiamo la seconda, va, che qui c'è la faccina rossa. Quindi subito la seconda Aia. possibilità. No, no, ma questa va bene, La lo seconda. sento. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. 1. 1. Guarda che magari ci fossero le spillette. Ammazza. Speriamo. Ammazza Paolo, però. Prima è andata giù la linea, ma hai beccato una faccina rossa. E adesso una seconda faccina rossa. No. Riproviamo domani, stasera. Vabbè, guarda, è andata ho già male. vinto parlando con voi che siete straordinari, quindi va bene così. Sei Grazie. stupendo tu, grazie mille per giocare, per Ciao, aver giocato ragazzi, con noi. grazie. Ciao. Buona Buona serata, ciao ciao. Ciao. Allora, tiriamo giù il volume del telefono.
continueremo a giocare domani. Facciamo solo una controprova. Cosa fai? Smonto l'asta. Sta smontando l'asta. Nella busta numero 5 c'era il primo premio, il buono ristorante, mentre nella busta numero 4 avevamo il buono formaggi e nella busta numero 2 c'erano le spillette, quindi è andata così. Ma mi dispiace per Paolo. Anche a me tantissimo. Mi dispiace per Paolo. Ma Adesso però, richiamerà. ma sono convinto, anche perché giocheremo fino alla pausa estiva. Cambieranno i premi, ma giocheremo fino alla pausa estiva. E adesso andiamo a leggere tutti, Sono contenta. ma proprio tutti, i loro Messaggi. Vai regia! E andiamo a leggere i messaggi. Vai Juanita, vai col primo. Ciao, buon inizio settimana, sempre stupendi. Silvia da Mottalciata. Grazie Silvia, grazie mille. Troppo buona, grazie Silvia. No. E questa meraviglia? Chi è? Nuvola d'amore. Ma che bello. Bellissimo, che bellissima. bello. L'unione nel cantare fa la forza per comprendere che solo con buoni comportamenti e relazioni si può avere la gioia. Saluti, Rotellini Carlo, da Grazie. Corio. E in Casa Peretti puoi anche avere il buono ristorante, il buono benzina, il buono carburante, cioè buono, leggi. Tutti buoni. Tutti buoni siamo. Inizia una nuova settimana con Enrico e tutti i suoi ospiti, ma stasera ti chiedo di fare gli auguri a mia nipote Sara, che ieri ha compiuto 18 anni. Tanti auguri, ti voglio bene, tua zia Alessandra. Auguri Sara! Auguri di cuore. auguri Sara! Ma come? La maggiore età è arrivata. Ciao Casa Peiretti, grazie per tenerci in compagnia tutte le sere. Complimenti per tutto. Stasera vi mostriamo il nostro criceto. Un saluto da Eva e Riccardo da Terni. Ma che bello il Bello. cricettino! Che bello! Io ho un aneddoto da raccontare. C'avevo anch'io un criceto da bambino e l'avevo comprato, mi piaceva. Si chiamava Quickie. Solo che da piccolino non è che uno si mette lì a pulirlo, iniziava a puzzare un po' la gabbietta e allora mia mamma fa: devi pulire la gabbia del criceto. Io faccio: la faccio dopo scuola. Io sono partito alle 8 da scuola, ho preso la gabbia, l'ho messo fuori nel cortile, sono tornato, era inverno ed era Ma no. Ragazzi, ero un bambino, ho pianto 10 cattivo. ho pianto 10 giorni per Quickie e sembra una pallina da tennis talmente era duro. Vabbè ragazzi, poi mi raccomando. Ciao amici grandi, Dani da Alessandria. Ciao, grazie Dani. Dani. Io devo cambiare le cuffie, Povero non sento più un criceto. tubo con queste. Grazie Dani. Ciao Enrico, ciao Alessia, buon inizio settimana. Questa sera, oltre al piacere di seguire Casa Peretti, ho un messaggio da comunicare. Tanti auguri di buon compleanno a Roberto Lusso. Ma tanti con auguri. un grande affettuoso abbraccio da Stefania. Auguri Roby, Auguri. anche Ma da dai. parte di Stefania, da parte di tutta Casa Peretti Rete 7. Buonasera a tutta Casa Peretti. Ed Enrico è l'ospite. Si comincia un'altra settimana insieme a voi, un'ora in compagnia insieme a voi. Da Luserna, da Andrea di Borgo Manero. Ciao Andrea, grazie. Ciao Andrea, Sai grazie. che quando succedono gli imprevisti poi penso ad altro. No. Vediamo, buona settimana dal vostro Marco D'Intra, Alessia ed Enrico. Così per scherzo ho modificato il testo della canzone Grande di Mina con Dalla seconda quartina. Ok. Sei proprio una bambina capricciosa, la vuoi sempre sei la donna più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai, ma c'è di buono che al momento giusto tu sai diventare un'altra. In quest'attimo tu sei in quell'attimo tu sei dolce e spero che la signora Mazzini mi perdoni. Io devo capire cos'è che ha modificato. Dolce, Lo dolce. riguardiamo bene e poi ti dico. Comunque, Possiamo signora farci una. Mazzini, la perdoni, lo perdoni. Ma certo, Mazzini. salutiamo Mina che ci guarda tutte le sere. Ciao a tutti voi, buona settimana. Quando potete mi piacerebbe ascoltare da Enrico la canzone di Omar Codazzi dal titolo Rapsodia. Ciao Enrico, bravissimo. Ciao Rossana e Omar di Casale Monferrato. Ciao. Non la conosco, mi dispiace amici a casa. Ciao Enrico, volevo che mi cantassi Non digli mai di G. Alessio Omar. Guarda, oggi ne abbiamo fatte 7 di G. Alessio, tutte Ma insieme. quella c'era? No, Non digli mai non c'era, ma la metterò in programma anche Non digli mai. Ciao Omar, grazie di cuore. Ciao Enrico, ciao Alessia ed Elena. Ciao, cara Elena, Sì. ciao. Ciao Elena, grazie. Regga. Enrico e Alessia ci fanno iniziare la settimana con una marcia in più sempre. Un abbraccio da Alfonsina e Germano. I nostri Grazie, ragazzi. Alfonsino e Germano. Ciao Enrico, ciao Alessia, buonissima settimana. Viva Casa Peretti. Grazie di esserci. Da Roby75. Sai cosa fanno due gatti quando litigano di brutto? Diventano nemici.
No, due gatti quando litigano. Abbiamo capito. E poi c'è l'altro. Bello l'inizio con D'Alessio. Vi racconto un aneddoto che pochissimi conoscono su Anna Tatangelo, famosa sua compagna per qualche anno. In realtà la cantante si chiama Tangelo di cognome, ma l'impiegato dell'anagrafe era Balbuzia. Mannaggia, E questo è il nostro Livio. Tangelo. Grazie Zezze. Mamma mia, Livio. Grazie. In ricordo della serata Pudi sabato sera a Torino, Cri e Cri. È stata una grande serata con tutto il Pooh Fans Club. Abbiamo cantato, ci siamo emozionati. È stato proprio bello. È stato molto bello, ho conosciuto delle bellissime persone, anche ovviamente Paola moglie. Racca, certo, ma tutto il fan. È stato Valerio. un grande evento. Anche in fotografia hanno suonato benissimo. Complimenti a questa cover band. Leggi il Sì. prossimo. Buonasera Enrico, buonasera bellissima e bravissima Alessia, grazie per quest'ora di serenità. Enrico, per favore, quando puoi, ricordando gli emozionanti anni della Naia, classe 58, dei Pooh, grazie. Quindi lo chiede Paolo da quella che fa- Bardassano. Un biglietto del tram, 1000 lire di film e così se ne va. Anche l'ultima uscita, il tuo colpo di vita in città se ne va. Te la farò. Per adesso solo un entrée, un antipasto. Bravissimi Romy e belli! Ecco, Romy è quella vestita coi pantaloni, invece Roby è quello con la giacchina. fuori? Ho capito. Grazie ragazzi. Ciao ragazzi, di nuovo insieme ad affrontare un'altra settimana con grande musica. La canzone eccezionale veramente, la colonna del film di Abatantuono, è una canzone allegra. Un abbraccio Massimo da Venaria. Arriverà. La sta studiando. Ci stiamo lavorando. Casa Peiretti, siete sempre i numeri 1. Adesso arrivo anch'io. Chiudo la bottega e arrivo. Mettetemi casa mia in onore della mia nuova fiamma, la Quaglietta. Ciao Quaglietta. Ciao. Lega. Ciao Enrico, grandissimo inizio con Gigi, super, un saluto da Manu e Ale. Grazie Manu. Ciao ragazzi. Grazie Ale, grazie. Sabato sera abbiamo avuto il piacere di salutare Enrico e zia Marta. Saluti Cri e Cri. Ciao e Cri e Cri. Ebbene sì, è stato un piacere conoscervi, grazie a voi. Grazie. Cri e Cri sembra una marca di cioccolatini, ma non lo Cri. è. Non potevi Non l'ho dirlo. detto, Non potevi solo dirlo. ripetuto Non Cri e Cri, ma ho tolto la E. No, adesso ciao. Già. Leggi. Sonnambulismo, siete meravigliosi. Viva Casa Peiretti, Giovanni e Silvia da Alessandria. Ciao ragazzi, Grazie Giovanni, grazie Silvia. Grazie, ancora grazie a tutti voi, a tutti. Ciao Enrico e Alessia, siete semplicemente stupendi. Grazie per la compagnia. Mimmo Ciao da caro Torino. Mimmo, ciao. Grazie Mimmo, grazie. E beh, che dire, sono sempre tanti. Inizia una nuova settimana e la colonna sonora di Casa Peiretti ci allieta sempre di più. Scusa, ero Se già sbagli dopo. il mio cognome ti sempre caccio. stupenda Lady Chenucci. Ha sbagliato anche il suo, mio. Che Strepitosa. seratona! Wow! Strepitose le scelte musicali di Enrico. Buona settimana da Edo. Grazie Edo, grazie. Ciao. Per par condicio, Certo, hai sbagliato il mio, beh. per non essere di meno hai sbagliato anche il tuo. Esatto. Ieri sono andata al mercatino Bibbiana, ma erano le 16, c'erano solo 4 banchi. Buona settimana, ciao lì. Purtroppo anche noi dovevamo essere con le Ahimè. telecamere, poi ha piovuto, però vogliamo fare un abbraccio a tutta la Prolocco di Bibbiana, Grande. perché una cosa non puoi prevedere nella vita, tante, però una di quelle è il tempo. Bravissimi, costanza, talento e genuinità. Tutt'altra cosa rispetto a certe trasmissioni di emittenti più blasonate, ma finte. Stefano, devo dare un bacio a Stefano. Grazie Stefano. Un bacio perché ha capito. Grazie. Stefano ha capito tutta Casa Peiretti. Bravo. Grazie. Ciao Enrico, ciao Alessia, siete stati molto bravi a cantare le canzoni di Gigi Alessio. Un saluto da Sabrina, la sorella di Massimo da Carmagnola. Lei si chiama Luce e la mia bambina pelosa. Ciao Sabrina! Forse era il cagnolino di il cagnolino prima. di prima, Non bellissima. so, comunque. Ciao ragazzi, siete bravissimi e viva Casa Peiretti. Barbara da Rona. Ciao, Barbara. salutiamo tutta Arona. Sai dov'è Arona? Sai dove sta Arona? Sì, Arona. 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 Già. Sonnambulismo, la mia compagna fa discorsi trascendentali e se gli chiedi qualcosa ti risponde pure, suscitando la mia ilarità. Per fortuna il giorno dopo non ricorda nulla, ogni tanto poi si sbraccia e mi mena pure, ma li ho
Dubbi finga lì ho dubbi Cioè, finga. quando le ho prendi, capito, capito. secondo te sta fingendo, Esatto. mentre tu ne prendi una Con- quantità. no, con la scusa Certo. del sonnambulismo lo mena di brutto e magari fa bene a menarlo di brutto, avrà cosa il ne suo sappiamo motivo. noi. Ecco, questo probabilmente è l'amicetta di prima. Grazie. Ciao da Azzurrina, ciao Azzurrina. Ciao, Azzurrina. A proposito, domani sera qui con me Azzurra, quindi Sì. un'altra puntata da non perdere. Tanti auguri a Roberto Lusso, un bacione da Daniele Luca da Ceva. Grazie Daniela, grazie Luca. Inoltreremo questo messaggio. Ciao Enrico, siete simpaticissimi. Buona settimana con la vostra bella musica. Rossana di Casale Monferrato. Ciao. Grazie Rossana. Buonasera ragazzi, siete fenomenali anche questa sera. Harry, tu sei bravissimo e bello, ma stasera sei veramente bellissimo. Bellissimo, aspetta. No, E veramente. con no. questo messaggio direi che per me questa sera va bene Possiamo così. chiuderla No, qua. sono a posto così. Grazie a tutti, è stato fantastico stare in vostra compagnia. Alessia Chelucci, Enrico in regia, Giulia Lombardo. Ci vediamo domani con Azzurra. Vi voglio bene, vi vogliamo bene, ma tanto. Pavoneggia tutta la sera. Ma tanto. Apri la coda.